Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici, Regioniamoci Sopra qui su Radio Libertà con voi Giuliano Zulin. Come sempre noi affrontiamo i temi a noi cari, ovvero quelli delle regioni, e ovviamente le regioni portano con sé anche il tema dell'autonomia differenziata, che noi ci battiamo sempre, non molliamo mai su questo tema, sperando sempre in un miracolo, perché ormai a 9 anni di distanza dal referendum che ha visto il Veneto e la Lombardia, le popolazioni di Veneto e Lombardia chiedere a gran voce nel 2017 una maggiore autonomia per i propri territori. Ecco, sono passati purtroppo 9 anni e diciamo che non abbiamo visto ancora niente di concreto, o meglio, abbiamo perso purtroppo un anno col governo Gentiloni, eravamo arrivati alle preintese, poi basta. Poi con il governo Conte 1 siamo arrivati a delle quasi intese, poi è caduto il governo giallorosso, non stiamo neanche a dire, aveva purtroppo, diciamola fin fondo, non dico preso in giro, però insomma abbiamo un po' fatto fare un giro largo, ecco, diciamo, a chi voleva l'autonomia differenziata, per poi cadere, non fare niente. Governo Draghi, si era arrivati a un passo dall'autonomia differenziata nel luglio del 2022, poi è caduto. È arrivato il governo Meloni e diciamo che siamo finalmente arrivati a una legge che permette praticamente che definisce i quadri, i paletti, mette i puntini sulle i su come dovrà essere applicata l'autonomia differenziata in base anche a quello che scrive la Costituzione, no? Salvo poi una campagna incredibile da parte del centro-sinistra M5S e PD contro l'autonomia differenziata, che è culminata con una raccolta di firme per chiedere un referendum che abrogasse in tutto o in parte la legge Calderoli, referendum che non è stato accettato dalla Corte Costituzionale, nel senso è stato respinto e non si è fatto. Poi nello stesso tempo 4 regioni, ovvero Toscana, Sardegna, Puglia e Campania, sono andate a ricorrere presso la Corte Costituzionale chiedendo di fatto di stralciare la legge Calderoli. Hanno ottenuto il fatto che la Corte Costituzionale in 13 punti ha detto sì, va modificata la legge, cosa tra l'altro, come dire, ho mai vista prima, perché di fatto poi la Consulta per la prima volta si è espresso su questo tema e ha detto che su alcuni punti bisognava intervenire in una determinata maniera, ovvero non si possono trasferire delle materie ma soltanto delle funzioni, cosa che nella Costituzione non è scritta, e quindi lì si va un po' anche a interpretazione, ma vedremo adesso il legislatore, cioè la Camera e il Parlamento, cosa farà. E una delle spine che ha bloccato, diciamo, proprio a livello operativo pratico l'attuazione dell'autonomia differenziata è la definizione dei LEP, che è prevista anche nella Costituzione, quella modificata nel 2001 dal governo di centrosinistra e confermata poi dal voto degli italiani con un referendum confermativo che avevano detto sì, a me piace questa nuova Costituzione che dà più potere alle regioni. I LEP sono i livelli essenziali di prestazione. Cosa vuol dire? Che determinati servizi devono essere più o meno, almeno uniformi, deve esserci una base, tra virgolette, comune, almeno di partenza in tutto il territorio italiano. Sappiamo benissimo che ci sono delle differenze incredibili a livello territoriale tra regioni, non solo del nord e del sud, ma anche a volte all'interno dello stesso centro-nord o centro-sud. Ci sono forti differenze di offerta nei servizi nei confronti dei cittadini, che ne so, sanità, ma anche parliamo, che ne so, gli asili nido, l'assistenza domiciliare, insomma vari punti. Ecco, diciamo che adesso forse, siccome poi sui LEP c'è stata una commissione che ha lavorato, ma poi c'è stata una polemica perché si erano inseriti dei criteri che dicevano questi criteri poi creano cittadini di serie A e di serie B, come se adesso non esistessero cittadini di serie A e di serie B, perché quando pensiamo che uno che abita magari in Campania o in Puglia, in Calabria, il suo miglior medico è il treno, nel senso che prende il treno per andare al nord, per andare a curarsi,
allora capite bene che non è l'autonomia il problema, ma è la gestione della risorsa pubblica, come abbiamo sempre detto, una gestione farraginosa perché confusionaria, perché tutti fanno tutto e quindi alla fine nessuno fa niente, e soprattutto non c'è una responsabilità ben precisa di chi deve operare e quali risorse può su quali risorse può attingere chiaramente per ottenere un minimo di decenza nei servizi offerti. Per cui quando hai queste differenziazioni molto forti a livello territoriale non è qua un problema di autonomia o non autonomia, qua è un problema di complessità delle norme, confusione e quindi deresponsabilizzazione da parte di alcuni amministratori. E poi lo diciamo sempre noi, per esempio sulla sanità, che se tu ogni anno devi andare a Roma a trattare come fosse il mercato del pesce le risorse per poi portare avanti le tue attività a livello ospedaliero, di pronto soccorso, ma anche di medicina territoriale, è ovvio che diciamo non è che puoi programmare tanto. Purtroppo si rischia che tutte le competenze regionali, dall'agricoltura al turismo, alla ricerca, all'innovazione, i vari bandi, rischiano di diventare un po' come la sanità, perché adesso i fondi europei che attualmente vanno direttamente nelle casse delle regioni, che quindi possono programmare di anno in anno, ma anche di quinquennio in quinquennio, di legislatura in legislatura, rischiano di diventare anche questi, di non andare più direttamente presso le tesorerie dei capoluoghi di regione, ma a Roma, che poi redistribuirà come e quando vorrà questi fondi. Ecco, capite bene che anche lì, se si arriva a un mercato delle vacche anche su questo, oltre che sulla sanità, siamo veramente poi a una perdita di tempo, a una perdita di efficienza nei servizi offerti ai cittadini, e quindi a un impoverimento proprio del sistema sociale, socio-economico italiano. Ma i LEP, perché noi parlavamo appunto di questi LEP, che dovrebbero essere questi criteri che fissano almeno qualcosa che possa determinare, creare un quadro dal quale partire e anche capire quali risorse servono poi per attuare poi l'autonomia differenziata, perché alcuni dicono per fare l'autonomia servono 80 miliardi l'anno. Da nostre considerazioni che abbiamo fatto qui a Ragioniamoci Sopra nelle puntate precedenti, basandoci anche diciamo su studi che hanno fatto non solo la CNA ma anche addirittura università campane, viene fuori che non è che servono soldi in più, è solo una questione di allocazione, sistemazione diversa delle voci di bilancio. Per cui alla fine magari può essere che se una regione più efficiente risparmia dei soldi, e altre regioni invece di vedersi arrivare dei fondi sotto forma di contributo dallo Stato, ma magari ce l'hanno in casa, grazie magari a una tassazione e una incasso del gettito a livello locale, può anche derivare una maggiore spesa e quindi maggiori servizi che poi portano benessere, più PIL e quindi più gettito, e quindi magari addirittura offrire servizi migliori in determinati territori. Quindi magari qualcuno non deve più immigrare per andare a curarsi o per fare altre attività. I LEP servono appunto per fissare dei paletti in base ai quali quali risorse poi servono, e capire bene come ridistribuire le risorse che già attualmente ci sono, perché non è che non ci siano le risorse per il sud, per esempio, o per il centro o per il nord, ci sono e ci sono sempre state, solo che qualcuno le ha spesi bene, qualcun altro le ha spesi male. I LEP sono dentro la legge di bilancio, vediamo un attimo come saranno definiti, perché la legge di bilancio diciamo ti dice ok, nel 2026 potrai fare questo, e ci sarà del tempo nel 2026 per portare avanti questa definizione di LEP, questa volta certificata dalla legge di bilancio, che dovrebbe andare di pari passo con l'attuazione del famoso federalismo fiscale che è inserito nel PNRR. In teoria questo dovrà essere approvato entro il primo semestre del 2026, quindi anche lì dovremmo capire se, visto che ce lo chiede l'Europa, come diremmo, visto che appunto c'è questo obiettivo di portare a casa il federalismo fiscale, che tra l'altro è stato appunto specificato bene dall'Europa, ma
ed è stato votato da M5S, PD e tutte le forze politiche tranne Fratelli d'Italia, perché non faceva parte del governo Draghi, e vediamo poi se si riuscirà a portare a casa, ad attuare, ma soprattutto a mettere in pratica. Perché poi il problema è banalmente l'autonomia, e questo tutto ciò va di pari passo anche con l'autonomia, nel senso che l'altro giorno, pochi giorni fa, abbiamo sentito delle dichiarazioni un po', diciamo, che ci fanno un po' rattristare, no? Da parte del governatore Attilio Fontana, perché lui stesso ha detto la procedura è farraginosa, ma ci stiamo avvicinando alle preintese che verranno poi trasmesse alle commissioni parlamentari per le osservazioni. E qua parte il bello, bello per non dire brutto. Successivamente dovremmo decidere se recepirle o meno e firmare con il governo le intese. A quel punto, ha spiegato ancora Fontana, ci sarà probabilmente un nuovo governo e tutto tornerà in Parlamento, che dovrà approvare o respingere l'autonomia. Quando si inizieranno a trattare le materie più importanti, il lavoro sarà ancora più complesso e difficile. Questo per dire, alla fine, dice Fontana, che Calderoli ha fatto un lavoro importante, dimostrando che l'autonomia è realizzabile. E adesso iniziamo chiaramente a fare un buchino nella diga, ovvero, cioè, escono poche gocce d'acqua, però poi si vedrà. Il problema è appunto il percorso che ha delineato il governatore Fontana, molto realistico. Cioè, adesso siamo alle preintese, poi queste andranno alle commissioni parlamentari che esprimeranno le loro osservazioni, queste addirittura, queste poi successivamente si dovrà decidere se recepire o no, firmare o no queste intese con il governo. Però capite bene che il tempo passa e a quel punto magari siamo addirittura a fine legislatura, cioè inizio 2027. Quindi poi si ripartirà da capo e quindi bisogna capire quando, che fine fa l'autonomia. Ripeto, a 9 anni da il referendum che ha, diciamo, iniziato il vero percorso di attuazione dell'autonomia differenziata, che ricordiamo sempre, differenziata vuol dire che qualcuno la vuole e la potrebbe ottenere in base alla Costituzione, chi non la vuole può rimanere senza, ci mancherebbe altro. Ma a proposito di differenze, visto che bisogna anche sfatare questo mito del fatto di dire che ci sono cittadini di serie A e serie B, l'autonomia le crescerebbe queste differenze, sfattiamo anche questo mito. Quante volte abbiamo sentito dire che l'autonomia differenziata aumenterà le differenze tra nord e sud? La forbice si allargherà e, ragazzi, parliamoci chiaro, attualmente c'è una forbice incredibile tra nord e sud e l'abbiamo detto miliardi di volte qui Ragioniamoci Sopra, non è una questione di che qualcuno non ha dato soldi ad altri o non ci sia solidarietà fra territori, anzi, il tema è come sono stati spesi, dove sono finiti quei soldi, ma soprattutto la famoso impoverimento, per esempio, del sud, è vero o non è vero? Allora, noi chiaramente non siamo degli dei, non siamo la Bibbia dei dati, ci mancherebbe altro, però facciamo, essendo a Ragioniamoci Sopra, facciamo dei ragionamenti. E sono usciti un po' di dati negli ultimi giorni, leggendo anche un po' i giornali, che mettendoli insieme fanno pensare, no? Nel senso, allora, metà ottobre più o meno è uscito un rapportone dell'Istat dove si dice che, adesso andiamo anche a prendercelo, dove si dice che in sostanza l'economia sommersa vale tantissimo, cioè tipo allora, ho 217 miliardi di economia non osservata nel 2023, dice l'Istat, che è più o meno il 10,2% del PIL. Un'economia sempre più sommersa perché è aumentata di 15 miliardi in un solo anno e poi c'è stato un aumento del 5% dei lavoratori irregolari che adesso sono stimati in 3 milioni di unità. E parla proprio di boom praticamente dell'economia sommersa, proprio l'Istat stesso, e poi si parla sempre del solito paese spaccato a metà, no? Chiaramente con nord e sud. Andiamo poi, per esempio, c'era proprio un affondo in particolar modo sulla Sicilia, perché l'Istat in realtà in questo rapportone non fa delle analisi territoriali, però secondo i dati INPS, cioè
se uno utilizza per esempio la banca dati dell'INPS che mette insieme e li confronta con quelli dell'Istat, viene fuori per esempio che circa il 20% dei rapporti di lavoro stagionali attivati nel mezzogiorno presenta irregolarità contributive e contrattuali. E poi il valore dell'economia criminale è cresciuto del 4,4% medio anno dal 2020, sottolineando quindi un disagio crescente tra la popolazione meno abbiente, emerge appunto da questi dati qua. Appunto dicevamo che siccome l'Istat non pubblica dati territoriali, ma i dati del Ministero del Lavoro, appunto dell'INPS, evidenziano che il sud e le isole presentano tassi di irregolarità superiori al 16% nel lavoro, con punte del 20% in agricoltura e nel turismo stagionale. Nel centro Italia invece la media si attesta intorno al 10%, mentre al nord resta sotto l'8%. Il mezzogiorno, sempre stando ai dati del Ministero del Lavoro e dell'INPS, concentra il mezzogiorno, ripeto, concentra quasi il 40% dei lavoratori irregolari nazionali. E qui la fragilità economica alimenta chiaramente il ricorso al sommerso. Questo vuol dire che le infrastrutture sono quelle che sono e il PNR sta un po' intervenendo, non a caso c'è anche una grossa battaglia contro il ponte di Messina, quando invece proprio le infrastrutture che mancano, perché poi ti dicono sempre, ma fate andare i treni in Sicilia, sì, ma il progetto del ponte di Messina prevede anche una serie di opere complanari e di collegamenti più veloci all'interno della Sicilia, per esempio la Sicilia, e poi porta posti di lavoro, si parla di 800.000 posti di lavoro, non a caso avete visto che sono state aperte le iscrizioni, diciamo, alle candidature WeBuild, no? Che è la società che poi vuole costruire il ponte, ha già ricevuto una marea di domande per partecipare, quindi vuol dire che la fame di lavoro c'è, nonostante quelli che ti dicono che il ponte fa male, non bisogna farlo. Ma poi c'è l'alta velocità Napoli-Bari e tra l'altro appunto il ponte di Messina porta con sé l'alta velocità, che adesso i treni di alta velocità si fermano a Salerno, in realtà qua si arriverebbe fino a Palermo, che è un po' diversa, no, la questione. Ecco, diciamo che a livello infrastrutturale si sta operando, lavorando con il PNRR e i grandi lavori, per esempio soprattutto sulle rotaie. C'è poi dentro un grande tema anche di infrastrutture elettriche, perché Terna sta creando dei collegamenti incredibili. Per esempio parliamo del Tyrrhenian Link collegherà a livello sottomarino un mega cavo che porterà energia dalla Sardegna alla Sicilia, entrambe poi alla penisola, soprattutto al sud, e lì vuol dire posti di lavoro, vuol dire una centralità incredibile a livello territoriale, energetico, strategico di parte di questi territori, non a caso grandi concentrazioni di investimenti proprio legati all'energia sono proprio rivolti al sud, in particolare in Sicilia. E quindi si sta facendo, non a caso vediamo che i dati del PIL, parliamo delle crescite magari annuali, vedono in questi ultimi 2 o 3 anni, un anno o 2, che il sud a livello percentuale cresce un po' di più rispetto al nord. Questo non vuol dire che il sud traina il nord, ovviamente, perché la crescita percentuale vuol dire che se io partivo da 1 e arrivo a 1,1 ho fatto più 10%, facciamo un'ipotesi. Se io partivo da 10 e vado a 10,1 ho fatto più 0,1. In termini percentuali uno c'è più 10, l'altro più 0,1, però in termini assoluti è ovvio che la differenza c'è a livello di ricchezza prodotta da parte dei singoli territori. Dicevamo però che il lavoro nero e la forte presenza di economia sommersa presente al sud, come dicono i dati non certo di Ragioniamoci Sopra, ma del Ministero del Lavoro, dell'INPS, mescolati a quelli dell'Istat, poi si scontra con e va ad abbattere chiaramente tutto il tema della povertà. Quando dicono ma ci sono le differenze territoriali, quindi c'è più povertà al sud perché lo Stato non fa niente, l'autonomia aumenterebbe la povertà. Allora, siccome in realtà la povertà è anche leggermente migliorata in alcuni territori del sud, però poi vediamo che in base a dei dati di Eurostat ci sono purtroppo ancora delle regioni che sono indietro, no?
indietro rispetto alla media europea. Allora faccio un'ipotesi per dire la popolazione a rischio povertà o esclusione sociale, se andiamo a vedere per esempio, sono dati che vengono elaborati dalla Fondazione Edison in base a dati chiaramente di Eurostat, quindi europei. Vediamo che per dire, allora, in Alto Adige siamo al 6,6% di popolazione a rischio povertà e esclusione sociale, Emilia Romagna 10,1, Veneto 12,4, Lombardia 14,1. Toscana 15,2. Allora praticamente diciamo che per dire la Toscana ha un indice di povertà, 15, di rischio di povertà e esclusione sociale addirittura più basso, leggermente più basso di Amsterdam, che per noi è tipo, non so, sembra il paese dei balocchi, no? O dell'Île-de-France, cioè quella regione intorno a Parigi che insomma è la regione più ricca di Francia, addirittura di Stoccarda. Ma facciamo un'altra ipotesi, per esempio la Catalogna o Madrid, che noi diciamo, beh, insomma, in Catalogna, Barcellona si sta bene, Madrid si sta bene. Ecco, lì c'è un indice di rischio povertà o esclusione sociale del 20%, cioè il doppio rispetto per dire all'Emilia Romagna. Questo per dire che non dobbiamo buttarci giù quando sentiamo le cose delle povertà, ovvio bisogna sempre migliorare, ci mancherebbe altro, però insomma qualcosa si sta facendo. Faccio un esempio poi banale, ci sono purtroppo delle realtà che ahimè sono indietro e fra diciamo nei bassi fondi purtroppo delle classifiche europee. E ci riferiamo per esempio a 3 regioni particolari, Puglia, Sicilia e Campania, dove lì il rischio povertà e esclusione sociale è per esempio in Sicilia del 40%, in Campania del 43,5%. Allora, prendiamo la Sicilia, ne parlavamo prima della Sicilia, no? Per quanto riguarda il lavoro sommerso o comunque il centro-sud. Allora, questi dati qua di cui parla del rischio di povertà e esclusione sociale sono dati appunto di elaborazione della Fondazione Edison su dati Eurostat. Chiaramente l'Eurostat su cosa si basa? Su dichiarazioni ufficiali, non è che può inventarsi chiaramente su dati che non conosce. Quindi a livello ufficiale vediamo che c'è un tema di povertà, perché i redditi sono più bassi, i lavoratori censiti sono minori, e quindi è ovvio che uno dice, cavolo, qui c'è una grossa povertà. Ma se noi andiamo a vedere poi l'Istat che ti dice, no ragazzi, guardate che qua, sì certo, non ci sono magari grandi lavori ufficiali, ma c'è un 40% di contratti che sono praticamente, lo ripetiamo, un 40% dei contratti sono irregolari. Cioè se noi inserissimo quel 40% di contratti irregolari nella regolarità, quindi ovvio avresti innanzitutto più gettito, magari più risorse per il territorio per offrire migliori servizi ai cittadini. Quindi i cittadini non ci sarebbero cittadini di serie A, di serie B, ma magari di A- e PB+, no, per dire, o B++++, come fanno le agenzie di rating. E questo per dire che quando si parla quando si dice che l'autonomia aumenta le differenze, capiamo da dove partiamo. Le differenze ci sono, lo sappiamo tutti, ma le differenze esistono anche perché ci sono ci sono delle basi di partenza che sono incredibili, perché se l'irregolarità sul lavoro coinvolge quasi un lavoratore su due, voi mi capite bene che poi come fa a avere delle risorse il territorio per offrire dei servizi? Allora è ovvio che se l'ospedale è carente, io cittadino di un determinato territorio dove il nero è diffusissimo, prendo e vado a curarmi in un altro posto. Vado però a intasare le liste d'attesa di quel posto lì, offrendo minori servizi a quel territorio, creando quindi un disagio ovviamente che riguarda tutti i cittadini da nord a sud. Ecco perché l'autonomia ti può permettere di intervenire anche sul lavoro nero. Una delle deleghe, delle materie è per esempio la previdenza integrativa, ma anche il lavoro su cui poi si potrebbe andare a incidere a livello territoriale, con aumenti particolari, con mega sgravi anche, non solo quelli della ZES, delle zone economiche speciali, ma anche particolari che possono essere regionali o addirittura locali, provinciali. Insomma, come sempre,
bisogna un filo scavare prima di andare a dire che l'autonomia è il male. Ma noi qua lo sappiamo benissimo che ce ne raccontano in tutti i colori, ma noi smentiamo tutto, perché sappiamo bene che l'autonomia, non dico che è la medicina che risolve tutti i mali, ma sicuramente è la luce che può illuminare la notte della Repubblica. Noi ci sentiamo la prossima settimana, come sempre da Giuliano Zulin e da Radio Libertà e da Regioniamoci Sopra. Buona autonomia a tutti. Ciao. Avete ascoltato